Agrigento un evento a Casa San Filippo a cura della Caritas diocesana. L'isola al collasso, lo dice Giancarlo Granata di Fratelli d'Italia. All'ospedale Cervello di Palermo è inaugurato un importante reparto. Per strada le sterpaglie dopo il decespugliamento. Il Pro Favara guarda i giovani. Buongiorno da TVA Notizie. Oggi è la giornata mondiale del rifugiato. Ad Agrigento la ricorrenza verrà ricordata con un evento a Casa San Filippo curato dalla Caritas e dall'Ufficio Migrantes, il servizio di apertura di Arturo Cantella. Si celebra oggi la giornata mondiale del rifugiato e anche quest'anno la Caritas diocesana di Agrigento, in collaborazione con l'Ufficio Migrantes della Diocesi di Agrigento, porrà l'attenzione su un fenomeno ancora bisognevole di tanti interventi. L'evento ha come obiettivo quello di sensibilizzare la comunità tutta a un concetto di accoglienza più ampio, prendendo spunto dal decennale della visita di Papa Francesco a Lampedusa e dall'esortazione lanciata in quell'occasione al considerare le persone migranti come fratelli. Utilizzando la metodologia della Human Library ci sarà l'opportunità di ascoltare le esperienze di chi in diversi ambiti ha toccato con mano le vite dei fratelli migranti e di chi a sua volta si è lasciato toccare dalle loro vite. I libri viventi saranno Don Stefano Anastasi, parroco di Lampedusa al tempo della tragedia del 2011 e negli anni immediatamente successivi una persona migrante, una persona impegnata in attività di volontariato nell'ambito delle migrazioni, un cittadino di Lampedusa, un operatore del terzo settore impegnato nell'ambito delle migrazioni. L'evento si svolgerà oggi 20 giugno a partire dalle ore 19 presso Casa San Filippo. Dopo un primo momento informale di introduzione e scambio si procederà allo svolgimento della Human Library, concludendo poi con un piccolo momento di rinfresco. Abbiamo voluto dedicare una particolare attenzione a questa giornata attraverso un metodo che è quello della biblioteca vivente, che favorisce la narrazione delle esperienze, delle storie. Ci abbiamo voluto parlare di accoglienza dando spazio a chi su questa accoglienza gioca la propria vita, ai migranti, ai volontari, a persone che gestiscono l'accoglienza dei migranti ogni giorno sul nostro territorio. Per noi è importante partire dalle storie della gente, perché riteniamo che le storie abbiano davvero un universo da raccontare. Quindi oggi con l'esperienza che proponiamo vogliamo proprio favorire l'incontro diretto tra chi questa esperienza di migrazione l'ha vissuta sulla propria pelle e chi invece oggi ne ha solamente sentito parlare. Il responsabile provinciale di Fratelli d'Italia Giancarlo Granata del Dipartimento Immigrazione parla di Lampedusa, un'isola al collasso. E intanto sul problema dell'immigrazione interviene il responsabile provinciale del Dipartimento di Fratelli d'Italia Giancarlo Granata, dichiarando che l'isola di Lampedusa non può continuare a farsi carico di essere da sola la frontiera dell'Europa. Infatti con i susseguirsi di continui sbarchi, spot di Lampedusa è ormai al collasso. Lampedusa, continua Granata, essendo il punto di prima accoglienza, subisce con i continui sbarchi irreiterati disagi, oltre che un danno alla propria naturale vocazione turistica. Se da un altro apprezziamo i provvedimenti assunti con il decreto immigrazione al fine di arginare il grave fenomeno dell'immigrazione clandestina contro il gigantesco business che c'è dietro e l'incessante azione diplomatica portata avanti dalla Premier Giorgia Meloni con i paesi rivieraschi dell'Africa settentrionale, dall'altro, continua Granata, è opportuna l'adozione di ulteriori misure compensative a favore dell'isola di Lampedusa e della provincia di Agrigento tutta. L'auspicio, conclude Giancarlo Granata, è che dell'isola di Lampedusa e della nostra provincia si parli anche attraverso mirate campagne di marketing e per le loro bellezze naturali, culturali, archeologiche, monumentali, enogastronomiche, conosciute e apprezzate in tutto il mondo. Inaugurato a Palermo all'ospedale Cervello un reparto di oncoematologia, una tappa importante per la sanità regionale.
Inaugurato a Palermo all'ospedale Cervello il reparto di oncoematologia. L'inaugurazione del reparto ristrutturato all'ospedale Cervello è certamente una tappa molto importante che dimostra la volontà del governo Schifani di apportare innovazioni tecnologiche e strutturali nella sanità pubblica in Sicilia al fine di garantire ai cittadini una risposta adeguata senza la necessità di andare fuori dalla regione. Questo è il primo commento a caldo dell'assessore alla salute Giovanna Volo nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'unità operativa complessa di oncoematologia. Una tappa molto importante che dimostra la volontà del governo di apportare tutto quello che sono le innovazioni, ma soprattutto gli adeguamenti strutturali anche in termini di sicurezza. La oncoematologia è sempre stata una realtà importante dell'ospedale Cervello e per me oggi non solo è un grande piacere poter inaugurare un reparto rinnovato in merito a questa disciplina, lo è anche su un piano emotivo personale, perché io ho cominciato ancora studente a frequentare questo reparto, perché comunque la mia prima specializzazione è stata proprio l'ematologia, quindi al piacere istituzionale di dare ai cittadini la possibilità di locali confortevoli e adeguati alle esigenze di assistenza dei nostri tempi, si unisce un particolare legame di natura emotiva, perché rivedo quello che era invece ai miei tempi ormai lontani la struttura che allora era comunque considerata una struttura di avanguardia. Iniziano questo pomeriggio in Contrada Gasena i lavori nell'area dove verrà realizzato il Parco Beato Rosario Livatino. I lavori di pulizia dell'area saranno eseguiti dalla SEAP. Su disposizione del questore di Agrigento, Emanuele Riciferi, per l'inizio dei lavori nella zona sarà presente una volante della Polizia di Stato. Continuo col report relativo alle fototrappole che abbiamo installato in tutto il territorio cittadino. Ebbene, il report delle ulteriori 9 postazioni nella settimana che va dal 1 di giugno al 7 di giugno ha evidenziato ben 27 abbandoni, di cui 3 censiti e 24 evasori totali. È un fenomeno continuo che mi fa tanto male, mi fa tanta rabbia. Mi fa rabbia perché dovete sapere che tra le immagini che noi abbiamo acquisito, ebbene, ci sono anche gli insospettabili. Gli insospettabili sono coloro i quali dovrebbero avere un livello culturale elevato, ma che invece non rispettano l'ambiente. È vero che non posso pubblicare per legge queste foto, queste immagini, questi video, però è anche vero che posso venire a casa vostra e venire anche a mortificarvi davanti ai vostri figli, perché è inaudito che un certo livello sociale di cittadino continui a imbrattare, a sporcare la nostra città. Vergognatevi! Eseguito il decespugliamento, a bella vista restano i cumuli di sterpaglie ai bordi dei marciapiedi. Succede a Fontanelle. Mentre il sindaco di Agrigento punta il dito giustamente contro gli sporcaccioni, che sono ancora tanti, il comune dal canto suo fa poco e niente per mantenere il decoro urbano. Con le immagini siamo a Fontanelle, dove si sta procedendo al decespugliamento delle vie del quartiere. Si tratta di una pulizia straordinaria, visto che a Fontanelle non esiste l'ordinaria manutenzione, neppure per estirpare le erbacce. Ebbene, come si vede, eseguito il decespugliamento, ci si è scordati di rimuovere i cumuli di sterpaglie. Sono trascorsi almeno 10 giorni dall'intervento e buona parte delle sterpaglie sono state trascinate dal vento lungo la strada e non essendoci neppure un servizio di spazzamento, la situazione si può solo immaginare. Per gli addetti ai lavori sembra tutto normale.
E mentre il sindaco, lo ripetiamo, esterna la propria rabbia contro gli incivili, gli uffici comunali preposti fingono di non vedere e di non sentire. Il problema che abbiamo evidenziato, qualche imbarazzo dovrebbe crearlo tra i funzionari. Veniamo alla cronaca. Corruzione e falso, operazione della Guardia di Finanza a Palermo. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza cautelare di arresti domiciliari emessa dal GIP di Palermo su richiesta della Procura, diretta da Maurizio De Lucia, a carico di 6 persone indagate a vario titolo per corruzione e falso. Disposto anche il sequestro di 900.000 euro, che sarebbe il guadagno derivato dai delitti contestati agli indagati. Le indagini sono state condotte dal Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Palermo in collaborazione con la direzione provinciale dell'INPS, svelando un giro di mazzette con al centro Agostino Genova, un dirigente dell'ASP di Palermo, presidente di alcune commissioni provinciali per l'invalidità civile, un medico certificatore abilitato dall'INPS all'inserimento dei certificati necessari all'avvio delle pratiche di richiesta delle invalidità e diversi intermediari che mettevano in contatto chi era interessato ai benefici assistenziali e i pubblici ufficiali corrotti. Secondo gli inquirenti, Agostino Genova, in cambio di denaro e di regalie varie, avrebbe redatto, anche usando documenti falsi, verbali di riconoscimento di invalidità, senza verificare che i richiedenti ne avessero i requisiti. In alcuni casi gli attestati sarebbero stati rilasciati a chi non ne aveva diritto. In altri le tangenti avrebbero contribuito a velocizzare le pratiche. Gli investigatori hanno scoperto inoltre che una sorta di tariffario, con le cifre imposte dal dirigente medico per l'istruttoria delle pratiche, il pubblico ufficiale provvedeva senza il visto del collegio delle commissioni, violando così il regolamento del procedimento. Sono al vaglio inoltre centinaia di istanze di invalidità già rilasciate dalla commissione. Gli indagati come compenso avrebbero preteso le prime mensilità dei benefici o parte degli arretrati riconosciuti. Questi gli indagati: Agostino Genova, di 70 anni, di Partinico, residente a Palermo e coordinatore dell'ufficio invalidi civili dell'ASP di Palermo, presidente della prima commissione invalidi civili e della commissione ciechi civili e assessore ai servizi demografici del comune di Partinico dal mese di dicembre del 2022, indagato per corruzione e falso in atto pubblico. Rosario Cammalleri, 74 anni, di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, ma residente a Palermo, medico, indagato per corruzione. Pietra Di Fiore, 70 anni, di Palermo, indagata per corruzione. Carlos Battaglia, di anni 58, venezuelano, residente a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, indagato per corruzione. Calogero Randazzo, 48 anni, rappresentante di un CAF a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, indagato per corruzione. E infine Tiziana Guadalupi, 52 anni, di Palermo, indagata anche per corruzione. Controlli per la sicurezza alimentare al lido di San Leone da parte dei carabinieri del Centro Anticrimine Natura, il servizio di Arturo Cantella. Continuano i controlli dei militari del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri sulla movida di fine settimana. I carabinieri specializzati del Centro Anticrimine Natura di Agrigento, supportati dai militari della compagnia di Agrigento, nello scorso fine settimana hanno effettuato una serie di controlli e ispezioni alle attività che somministrano alimenti al pubblico nella località balneare di San Leone. Nel corso dei controlli sono emersi una serie di criticità relative al corretto tracciamento degli alimenti e alla loro conservazione, che ne hanno determinato il sequestro per la successiva distruzione a carico degli esercenti. Sono stati circa 150 i chili di prodotti alimentari sottoposti a sequestro per mancata tracciabilità, pari a un valore di 2.700 euro, con sanzioni amministrative per oltre 3.000. Per i prodotti sottoposti a sequestro adesso gli esercenti dovranno avviare le procedure di smaltimento secondo le vigenti normative. Nel corso dei controlli, i militari dell'Arma hanno anche dato agli esercenti le giuste indicazioni circa il corretto tracciamento degli alimenti, dei rifiuti e delle indicazioni previste dalla legge nell'esercizio della somministrazione di alimenti al pubblico, in particolare sull'indicazione degli allergeni e degli ingredienti. Sottoposti a fermo altri 6 traghetti della Caronte, un grosso problema per i collegamenti tra Messina e le isole minori.
Dopo il sequestro disposto dal GIP di Messina all'inizio di questo mese di 3 navi traghetto della Caronte Tourist che non sarebbero state attrezzate per trasportare viaggiatori a mobilità ridotta, requisito dichiarato dalla società al momento di partecipare al bando regionale per i collegamenti da Milazzo alle Isole Eolie e da Palermo a Ustica, arriva il fermo per altre navi per aggiungere 29 milioni di euro del sequestro per equivalente a carico della Caronte Tourist Isole Minori. Si tratta di altre 6 navi della flotta che servono le Isole Eolie e Ustica. Il 6 giugno scorso 3 traghetti e fondi in contanti erano stati sequestrati dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo alla compagnia di navigazione. I sigilli erano stati apposti a 3 navi ritenute dalla Procura di Messina non a norma rispetto ai passeggeri con mobilità ridotta. Ci sarebbero ora nuove acquisizioni perché per raggiungere la cifra decisa dal GIP pari a 29 milioni di euro del sequestro, le prime acquisizioni non erano sufficienti. Il sequestro preventivo disposto a inizio giugno era il seguito dell'operazione Alto Mare che già nel 2020 aveva portato al sequestro di altre 3 navi della società messinese, in relazione al quale il processo si sta concludendo in primo grado a Messina. Sotto esame in questa inchiesta c'è la gara regionale da 44 milioni del 2016 e ancora vigente. Il provvedimento dei primi di giugno di quest'anno aveva interessato la nave Bridge, attiva sulle Isole Eolie, la Elga, impiegata sulla rotta Palermo-Ustica, e la Ulisse, utilizzata nel traffico merci sullo stretto, unità navali che non sarebbero idonee al trasporto di disabili, anziani, donne in gravidanza, persone con passeggini al seguito e quindi con mobilità ridotta, nonostante questo fosse un requisito garantito dalla società in occasione della partecipazione al bando regionale per le linee Milazzo Eolie e Palermo-Ustica. Adesso la Guardia di Finanza sta procedendo al fermo di altre 6 navi: Vesta, Isola di Vulcano, Sansovino, Isola di Stromboli, Antonello da Messina e Pietro Novelli. Faremo di tutto per garantire le tratte, fa sapere la compagnia di navigazione. Faremo di tutto per garantire i servizi per le isole minori utilizzando altre navi ed evitare problematiche per i trasporti in questo periodo, dove sono maggiori le presenze di turisti, dice la Caronte Tourist. Siamo al lavoro per garantire tutte le tratte previste e fare in modo che non ci siano disguidi per gli utenti. Già oggi ci sarà una prima nave in servizio di pomeriggio per garantire la tratta Trapani-Pantelleria. Quasi 2 milioni per gli operatori che si occupano dei disabili. C'è il servizio. Quasi 2 milioni di euro per i caregiver familiari, ovvero quegli operatori che si occupano della cura e dell'assistenza di persone disabili gravi o gravissime. L'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali ha impegnato 1.870.000 euro in favore dei distretti sociosanitari dell'isola che provvederanno a erogare alle famiglie dei disabili le somme sotto forma di bonus caregiver. Sono risorse del Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza dell'annualità 2021 per il sostegno della cura e l'assistenza fornita dai caregiver familiari. Le somme saranno così ripartite: il 65%, circa 1.217.000, in favore dei soggetti che si occupano dell'assistenza delle persone affette da disabilità grave, il 35%, pari a circa 655.000 euro, per quanti si occupano dei pazienti affetti da disabilità gravissima. Le somme destinate all'attività di cura integrano le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita. In questa maniera cerchiamo di migliorare le condizioni socio-economiche familiari dei pazienti, agevolandone così il mantenimento e la permanenza all'interno del proprio nucleo familiare ed evitando un eventuale allontanamento dagli affetti locali. Questo quanto afferma l'assessore regionale Nuccia Albano. Sulla base del censimento della popolazione disabile riferito all'anno 2022, i distretti sociosanitari in siciliani riceveranno le somme e le destineranno sotto forma di bonus caregiver alla famiglia dei soggetti affetti da disabilità grave e gravissima come sostegno al ruolo di cura e di assistenza. Primo raduno regionale a Realmonte dei Centauri della Scala dei Turchi. L'amministrazione è molto soddisfatta per questa attività proposta dai Centauri della Scala dei Turchi, città di Realmonte. Io ho qui con me il presidente e il vicepresidente. Chiaramente ringrazio tutti, lo staff, i Centauri e tutte le persone che hanno proposto altre attività, che sono attività composite, perché l'obiettivo è quello di
fare vivere Realmonte, andare nella giusta direzione, che è la direzione della bellezza. Noi l'abbiamo detto più volte, che significa aggregazione, che significa vita, che significa, ecco, passioni, regole, ordine. L'attività si distingue in due sezioni. Abbiamo le attività mattutine che prevedono appunto la sfilata e l'esposizione di queste moto, ne abbiamo anche storiche. Ci sono anche altre attività che si svilupperanno nel pomeriggio, ma dove ci sono degli stand già stamattina, che sono la fiera dell'artigianato, ma anche una raccolta di libri organizzata dal CIF, oltre che una musica dal vivo con un gruppo musicale che si chiama Strimpella. Che dire? L'amministrazione ha appoggiato e appoggerà sempre queste iniziative fatte da gente che ama il proprio territorio e scommette sulla crescita e sul futuro dello stesso. E peraltro voglio preannunciare che l'associazione Centauri della Scala dei Turchi si è già offerta di fare una serie di attività di volontariato a Realmonte, e dalla pitturazione gratuita delle inferriate ad altre attività, aiuto ai giovani, eccetera, percorsi anche culturali. Quindi cosa dire? Un grande applauso a loro, un grande in bocca al lupo a tutta la cittadinanza. Questa iniziativa che abbiamo fatto oggi, intanto incominciamo con un ringraziamento speciale, che è l'amministrazione comunale con il sindaco Sabrina Lattuca, che si è messa in opera per darci tutto l'occorrente, tutte le ordinanze, tutto quello che c'era da fare. Il progetto parte da un'idea di passione delle moto con mio compare, che è il vicepresidente Emanuele Alongi, e con tutto il direttivo che ci sono qua presenti. L'idea era quella di coinvolgere la gente, far incontrare la gente con il mondo dei motori, che molti pensano potrebbe essere qualcosa così leggero, invece è un modo di aggregazione. Nelle moto non abbiamo mestieri, nessuno dice il lavoro che fa, tutti siamo appassionati di moto. Quindi cosa dire, è una giornata bellissima, musica di contorno, moto spettacolare, amici di tutte parti della Sicilia. Voglio dare in anteprima che gli uomini del club si stanno adoperando e si adopereranno affinché diano supporto e assistenza a tutte quelle che possono essere le attività che può fare l'amministrazione sul territorio. È stato già chiesto tra l'altro la possibilità di avere uno spazio nostro, per cui andremo a stabilirci lì come gruppo. Recupereremo tutte le persone che abbiano il piacere di unirsi al nostro club, e da Centauro non posso dire altro che ringraziare, anche io ringrazio l'amministrazione e soprattutto tutti i centauri che in questo momento si trovano qui sulla piazza Realmonte a dare il loro contributo della loro passione, e niente, va bene così, grazie a tutti. Io sono sempre il vicepresidente del gruppo Club Centauri a Scala dei Turchi, Emanuele Alongi. Master di Terna in collaborazione con l'Università di Palermo. Vediamo di che si tratta. Presentato ieri presso l'Università di Palermo la seconda edizione del Master di secondo livello dal tema digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica, promosso da Terna nell'ambito del progetto Tyrrhenian Lab, in collaborazione con gli Atenei di Palermo, Cagliari e Salerno. Presenti Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato di Terna, Francesco Del Pizzo, direttore strategie di Terna, presidente e coordinatore scientifico al Tyrrhenian Lab, il professore Massimo Midili, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Palermo, che hanno presentato ai neolaureati interessati al corso l'offerta formativa, i dettagli delle materie previste e gli obiettivi dell'iniziativa.
Terna, l'azienda che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, ha pianificato un investimento di 100 milioni di euro dal 2022 al 2026 per favorire lo sviluppo di competenze ingegneristiche, informatiche, statistiche e manageriali necessarie a gestire un sistema elettrico in costante evoluzione. Una volta terminato il master, i 19 studenti selezionati con il supporto degli atenei coinvolti saranno assunti da Terna e potranno operare nella sede di Palermo in qualità di esperti ed esperte di algoritmi, modelli per il mercato elettrico, sistemi di analisi, regolazione e gestione degli apparati di campo e sistemi di automazione di stazione. Significa tanto perché in realtà è innanzitutto un ragionamento di prosecuzione di un percorso che già è stato avviato l'anno scorso con un dottorato di ricerca di 100 milioni di euro insieme alle altre università di Cagliari e Salerno, ma oggi il master incide evidentemente su una fetta di popolazione ancora più qualificata e con un livello di professionalizzazione ancora più alto. I numeri sono ancora aumentati, siamo passati da 46 a 57, quindi 57 ragazzi in possesso di laurea magistrale potranno sviluppare questo master, il che significa una porta d'accesso al mondo del lavoro immediato, anche con quadri dirigenziali alti, quindi non soltanto un buon lavoro ma anche un lavoro estremamente qualificato in chiave di occupazione. Quali sono gli obiettivi quindi per la transizione energetica che volete raggiungere con questo master? Tutto l'Ateneo è rivolto a questo tipo di problematiche. Come sapete noi abbiamo costituito qualche mese fa il Centro per la Sostenibilità che prevede la presenza di 17 colleghi, tutti esperti dei 17 SDG previsti dall'Agenda per le Nazioni Unite per il 2030. E l'Ateneo sta avviando un percorso di decarbonizzazione, di trasformazione verso la transizione energetica con fotovoltaico, impianti green, riduzione del carbone e dei carburanti, del combustibile, quindi siamo veramente molto impegnati in questo senso, creando anche quella che si chiama la cultura della transizione energetica, perché al di là dei fatti che prevedono la trasformazione proprio di alcune opere, di alcune strutture dei nostri edifici, stiamo cominciando a fare dei corsi dedicati, quindi stiamo introducendo la cultura nei confronti dei ragazzi di un tema che diventerà ed è diventato dominante nelle nostre agende. Ha un significato non soltanto simbolico, noi sappiamo bene che stiamo combattendo una battaglia molto complicata che è quella della migrazione intellettuale e culturale dei nostri ragazzi che purtroppo migrano in territori del centro e nord Italia o addirittura all'estero nella speranza di un buon lavoro. Ecco, questa è un'operazione concreta di grande visibilità a cui noi daremo il massimo impatto mediatico perché i ragazzi devono comprendere che da Palermo si può raggiungere un'occupazione importante anche al nord, ma partendo da Palermo o restando a Palermo. Ecco, è un concetto un po' importante questo da sottolineare, da stressare, perché oggi il concetto di south working è sempre più presente, sempre più pervasivo e molte aziende del nord stanno cominciando ad avere questo nuovo approccio di tenere a casa i nostri ragazzi investendoli poi in chiave intellettuale evidentemente in lavori che sono anche centinaia o migliaia di chilometri lontani. La transizione energetica richiede lo sviluppo di grandi infrastrutture ma anche di tanta intelligenza. La Sicilia è una terra ricca di risorse naturali, del vento, del sole e di tantissime iniziative imprenditoriali che puntano allo sviluppo di fonti rinnovabili. In questo c'è l'impegno di Terna di creare le infrastrutture che serviranno nel futuro a integrare queste risorse e a rendere decarbonizzata l'Italia. Abbiamo investimenti importantissimi come la Chiaramonti Colficimina, ma soprattutto il Tyrrhenian Link, che è l'opera più importante che stiamo costruendo e che prevederà un investimento di 3,7 miliardi di euro, forse l'opera più importante che Terna abbia mai realizzato. Ma questo non è sufficiente. Per poter guidare la transizione c'è bisogno anche di tanta intelligenza e l'intelligenza si costruisce attraverso il mondo delle competenze, attraverso la digitalizzazione ed è il motivo per il quale abbiamo intrapreso questo percorso di specializzazione che vede l'Università di Palermo diretta protagonista e soprattutto grande sponsor di questa opportunità per i giovani di tornare nella loro casa a fare un lavoro bellissimo che è quello di lavorare sulle tecnologie innovative evocate alla transizione energetica, la possibilità quindi di imparare e contemporaneamente essere utili al Paese, essere utili alla Regione
e oltre a questo anche la possibilità di rimanere nella propria terra. Noi siamo orgogliosi di questa iniziativa che vede la seconda edizione quest'anno con numeri che cresceranno anche da un punto di vista dei partecipanti e siamo sicuri che si tradurrà in un'opportunità di sviluppo del territorio e anche di creazione di valore per tutta l'Italia. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria. Giovedì e venerdì il concerto di Vasco Rossi allo Stadio Barbera di Palermo. Un evento per il quale è atteso un afflusso di circa 74.000 persone, di cui buona parte, circa 55.000 spettatori, arriveranno da fuori città. Il palco sarà posizionato sotto la curva sud, sarà largo circa 50 metri, estendendosi invece per 20 metri in lunghezza. A spiegare lo stato dell'arte dei lavori è Carmelo Costa, esponente di musica da bere ed organizzatore dell'evento musicale. Si lavorerà incessantemente per essere tutto pronto giovedì prossimo, quando aspettiamo le prime 37.000 persone, il giorno dopo ce ne saranno altre 37.000 per un totale di 74.000, che è superiore a ogni record siciliano, ma proprio superiore al doppio di ogni record siciliano. I servizi navetta per questi eventi non funzionano. Noi su 74.000 persone abbiamo segnalato a tutte le autorità, comune, polizia stradale, insomma a tutti quelli che potevano essere interessati i flussi, cioè da dove arrivano queste persone. L'ufficio mobilità del Comune di Palermo ha emanato intanto 2 ordinanze sulle aree di sosta per pullman e i divieti di sosta nelle varie strade e piazze cittadine. L'area chiusa al traffico sarà identica a quella prevista per le partite interne nel Palermo. Saranno gli stessi anche i punti di filtraggio. Abbiamo segnalato che su Palermo città ne sono stati venduti solo il 25% di questi biglietti, quindi ci sono 55.000 persone che arrivano da fuori città. Stimiamo circa 250 pullman, una marea di macchine, più all'andata che al ritorno, perché tutti gli alberghi di Palermo sono strapieni, si può controllare sui vari siti, i ristoranti sono prenotati, stimiamo 20 milioni di euro di ricaduta economica sulla città. L'8 luglio presso il Parco Letterario Luigi Pirandello in contrada Caos si svolgerà la 24esima edizione del premio Ignazio Buttitta 2023, promosso dal Centro Culturale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino. Gli elaborati che hanno partecipato al concorso sono pervenuti da tutta Italia. E siamo allo sport calcio, al via il progetto del Pro Favara per rafforzare il settore giovanile e valorizzare i calciatori locali. Giuseppe Moscato. La Pro Favara implementa e rafforza il settore giovanile e dà il via al progetto Vivaio Giallo-Blu, con l'obiettivo di creare nel giro di pochi anni un vero e grande settore giovanile per la valorizzazione dei giovani calciatori locali. Il progetto Vivaio Giallo-Blu è stato presentato durante una conferenza stampa tenutasi presso lo Stadio Brucoleri, coordinata dal responsabile area comunicazione Giuseppe Piscopo, alla presenza del direttore generale Gino Mendolia e del dirigente Claudio Bosco. La società Giallo-Blu ha così presentato ufficialmente il nuovo allenatore della Juniores, Carmelo Trupia, che darà forza al progetto Giallo-Blu. Il giovane tecnico favarese sarà alla guida dell'Under 19 per la stagione 2023-2024, cercando di costruire una formazione competitiva. L'obiettivo è quello di creare nel giro di pochi anni un vero e proprio settore giovanile per la valorizzazione dei giovani locali, a partire dalla categoria dei più piccoli con le attività di base, ovvero la fascia di età 6-8 anni. Mister Trupia sarà coadiuvato dai collaboratori Gero Trupia, già fisioterapista della prima squadra, e Alessio Castronovo, entrambi laureati in scienze motorie. Responsabili della Juniores, che cureranno anche la parte amministrativa, quella della comunicazione, saranno i dirigenti accompagnatori Rosario Sorce e Salvatore Doro. In ragione di ciò, venerdì prossimo, 23 giugno, allo Stadio Brucoleri è stato organizzato uno stage per i ragazzi nati negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, con l'obiettivo di individuare i giocatori che faranno parte della rosa dell'Under 19.
La Profavara intanto effettua 2 bei colpi nel calciomercato. In porta arriva Lamin Cesai, classe 97, proveniente dall'Oratorio Marineo. Il portiere, originario del Gambia, si è dimostrato un vero e proprio talento tra i pali. Nelle ultime stagioni del campionato di eccellenza, per molti addetti ai lavori, è stato tra i migliori portieri in attività in Sicilia. Alla Profavara arriva anche il bomber Antonio Cannavò, 31 anni, messinese. I numeri degli ultimi 10 anni parlano da soli: 276 presenze tra eccellenza e Serie D e 161 gol fatti. L'allenatore della Profavara, Gaetano Catalano, adesso si trova un attacco veramente atomico, con i riconfermati Lapiana e Retucci, il duo Lucarelli-Cannavò, che lo scorso anno in 2 hanno realizzato con la città del Taormina 25 gol. E con lo sport si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci.